futuro e vediamo zero possibilità qua in Italia. Dire sì, adesso io credo in questa persona e potrà darmi un futuro rispetto a qualcun altro. Non mi interessa che sia di destra o di sinistra, di chissà quale partito. Altrimenti, se voi non andate a votare, ci sarà qualcuno che decide per voi. Cioè l'astensionismo non è la cura, E allora mi metto in gioco io per prima, perché voglio conquistarmi la fiducia dei giovani che oggi non ce l'hanno. Presidiate bene la piazza, mi raccomando. È da anni che non vado a votare. Sai che ci ho pensato? Se vengo a votare, vengo a votare. Sulla politica mi sei molto simpatico. Te l'ho detto, no, è vero. Il riscontro è positivo. Poi il fatto sai di passare in tutti i comuni, cioè ci sono comuni che non hanno mai visto nessuno, ma proprio la prima volta che vedono un politico entrare in un bar e chiacchierare, no? Quindi questo secondo me rimane. Dai che ci riscattiamo adesso. La prossima, Grazie mille. Allora, quando io dico che riducendo il numero delle USL risparmiamo all'anno 50 milioni di euro, non solo noi riusciremo a realizzare strutture di prossimità laddove ce n'è bisogno, ma dall'altro lato noi potremmo aumentare la domiciliarità. Io vi assicuro che anche tra queste persone che hanno votato Lega e Forza Italia sempre, c'è una curiosità. I primi che devono crederci siamo noi. Guardate che la vittoria è a portata di mano.